Mancano pochi giorni all'apertura delle malghe a Enego. Il comune dell'Altopiano ne possiede 15, una in meno di Asiago, ma tra i 7 comuni è quello con la maggior superficie destinata a pascolo. Quest'anno la monticazione sembra partire bene. Fortunatamente le malghe sono attualmente tutte affittate. C'è stata una malga che è stata abbandonata, una malga in quota, in fossetta, una bellissima malga che abbiamo appena riaffittato in questi giorni qua. Quindi tutte le malghe partiranno dal giorno 2 di giugno fino al giorno 7, si assisterà all'inizio e alla sistemazione dei bovini al pascolo. Sistemati gli animali, Enego attende i turisti in un'ottica diversa, trasformata non solo dal virus, ma anche dall'impatto sull'altopiano della tempesta Vaia. È stato valorizzato ancora di più in questo tragico evento il valore che ha l'ambiente, il territorio, insomma la salute è diventata veramente al centro dell'attenzione e le località come la nostra che hanno tutti gli elementi per poterla assicurare, garantire, penso che verranno sempre più valorizzati. È un augurio, ma è una speranza, ma che è abbastanza fondata.